pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 10ª giornata del campionato di Serie C, di Serie D, girone B di Palermo tra Palermo Futsal Club e No Camp Capaci. Nel frattempo si alza dalla panchina Luca Vivarelli, potrebbe essere lui il prossimo ad entrare, forse per Catania, intanto su John! E poi Ziletti mette il pallone in calcio d'angolo. Nuovamente di ritorno sul 16. Lombardo, doppio passo, buona giocata, si gira, Innusa calcia! L'ha incrociato anche bene. Poi alza la pressione la squadra rosanero con i problemi gettati in avanti con Lombardo che lotta con Chinnici e la sblocca Lombardo che ci ha creduto fino all'ultimo e fa 0-1. Gara che viene sbloccata al Toccia, viene provato in allenamento. Chinnici è entrato di rigore così come Gennaro. Poi Gennaro lascia per Chinnici che calcia! E poi il miracolo di Ziletti dopo la deviazione di Giambona. Chinnici lo ferma e possono ripartire rosanero con Lorenzo Chinnici che si allarga. C'è Sujon, va invece da Gennaro che la tocca! E la prende Ziletti anche questa, ma che palla di Chinnici! Doppio passo. Poi Graziano fa una buona giocata, cerca forse un contatto che non arriva. Graziano con la punta! Ed è 0-2 il risultato, immobile Calì. Dello 0-2 che al momento sta decidendo sempre di più questa sfida. La Fiura per Chinnici, deviazione doppia e poi Ziletti va giù molto bene, fa subito ripartire i suoi e il No Camp Capace è sempre più vicino a questo colpo esterno. La Fiura dopo il pallone calcio! Chinnici! Anzi no, chiedo scusa, Catania! Si stringe sul secondo palo e la tocca quel poco che basta per battere il portiere. 1-2 il risultato, la riapre Francesco Catania da Francesco Catania. Chinnici su John, salta tutti su John, ancora palla, gara ancora per la Fiura e che intervento di Ziletti! Su John, prova le finte, non passa con Pelaez che può puntare, saltano Pelaez, lascia lì il pallone, poi Calì la blola. Questo è il doppio attaccante, non l'ho mai visto quest'anno. Su John, la Gennaro, si gira, Gennaro! E prende forse la traversa, non l'abbiamo visto bene. Tra time out e il resto, qualcosa c'è stato da recuperare. Su John, per Chinnici, sul secondo palo ancora Ziletti, mette l'ennesima pezza della sua partita. Libera la Fiura, c'è Chinnici di prima, molto bene Catania, ancora in mezzo, allontana Lombardo che poi cerca la conclusione da fuori, il palo, poi rimane ancora lì la palla, la Fiura vai, scivolata, anzi no, e poi sbaglia Lombardo. È stato molto bravo qui Lombardo, poi su John con la punta e Ziletti va subito in porta, Ziletti! E qui la chiude il No Camp Capaci con il gol del protagonista assoluto di questo match, Ziletti, che fa una prova veramente da incorniciare, tante parate e poi il gol finale. Chinnici, la Fiura, ancora Chinnici, si chiude il No Camp, Catania in mezzo, Gennaro, le finte, casca giù, calcio di rigore. La Fiura sul dischetto, in porta c'è Chinnici. Va la Fiura, la parata ancora di Ziletti, poi Lombardo non riesce ad allontanare, lo fa adesso la Fiura, aggancia, calcio in porta. Poi libera Chinnici col mancino, deviazione. È finita! E poi fischio, triplice fischio e vittoria per il No Camp Capace che ha la meglio in casa del Palermo Futsal Club, che subisce dunque la prima sconfitta di questo campionato della propria stagione, interrompendo le 11 vittorie consecutive.